Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Sono stati momenti di grande tensione quelli vissuti la notte scorsa all'ospedale del Ponte di Varese. Qui un uomo di 38 anni si è presentato con in braccio il figlio di appena 8 mesi, alle prese con gravi problemi respiratori provocati probabilmente da una reazione allergica. Il padre però è entrato nell'edificio dal vecchio accesso, quello di Piazza Biroldi, trovando sulla sua strada la guardia giurata che gli ha intimato di fare il giro e utilizzare l'accesso corretto. Ne è nata un'accesa discussione con il 38enne che ha spinto l'addetto contro un estintore provocandogli la frattura di alcune coste. Mentre il figlio veniva soccorso e curato, l'uomo, che afferma invece di essersi soltanto difeso, è stato denunciato per il reato di lesioni e maggiori approfondimenti su questa vicenda saranno disponibili sul giornale di domani, in edicola e sui supporti digitali. Restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci nell'Alto Milanese, ancora problemi sulla statale 336 dove oggi pomeriggio si è registrato un altro incidente. Stavolta si è trattato di un tamponamento fra Cuggiono e Castano I. La prima delle auto sulla quale si trovava una donna di 42 anni è finita contro il guardrail e poi fuori strada. Immediato l'arrivo dei soccorsi con la Polstrada di Varese, i Vigili del Fuoco di Milano, la Croce Rossa di Busto Arsizio e l'Elisoccorso di Como. Nell'incidente la donna ha riportato un trauma cranico, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita e ulteriori dettagli sono già disponibili su prealpina.it. Spostiamoci adesso a Legnano per il progetto della città dei bambini, tutti i dettagli nel servizio curato da Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Due edifici che hanno fatto la storia della città e che adesso sono in cerca di un futuro. Questo alle nostre spalle è la palazzina degli uffici della ex Bernocchi, cotonificio che una volta dava lavoro a 1500 persone. I lavori per il recupero dell'area sono già iniziati, c'è un progetto articolato, ma il futuro di questa palazzina vincolato dalle belle arti è ancora tutto da definire. L'altro edificio invece sono gli ex bagni pubblici, oggi alle spalle della sede della Croce Rossa. La Croce Rossa si sposterà nella nuova sede di Viale Cadorna. Quell'edificio resterà vuoto come resterà vuota l'ex palestra bagni pubblici che già è vuota da anni dopo aver ospitato la sede della banda cittadina. Ecco, questi due edifici in stile Liberty sono al centro di un progetto che la giunta di Lorenzo Radice sta elaborando per definire la nuova città dei bambini, cioè spazi pubblici aperti alle famiglie e ai piccoli pensati per rendere più agevole il lavoro alle mamme o comunque chi si occupa dei bambini. Questi due edifici, entrambi storici per la città di Legnano, potrebbero ritornare utili per questo progetto, creare nuovi spazi per la città del futuro. Passiamo adesso ai dati sull'andamento del coronavirus in regione. Con 45.058 tamponi effettuati sono 847 i nuovi casi accertati in Lombardia. Il tasso di positività dunque cala ancora, attestandosi all'1,8% contro il 2,2% di ieri. Scendono per la prima volta dallo scorso ottobre sotto la soglia dei 2.000 i ricoverati, che calano sia in terapia intensiva con 8 dimissioni sia negli altri reparti con 93 dimissioni. I decessi sono stati 11 in un solo giorno e per quanto riguarda le province sono 241 i nuovi casi a Milano, seguita ancora da Varese a quota 118. Anche il Parco regionale del Campo dei Fiori è alle prese con i cambiamenti climatici, per questo motivo dalla regione arriveranno oltre 3 milioni di euro. L'obiettivo è quello di garantire gli interventi necessari ad affrontare quella che sta diventando una vera emergenza tra frane, incendi e alluvioni. L'annuncio è stato dato oggi nella sede varesina della regione in Viale Belforte alla presenza dell'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo e del presidente del parco Giuseppe Barra, e tutti i dettagli sono già disponibili su prealpina.it. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata!